Quarta corsa, premio Real Madrid, sono puledri di 2 anni, vincitori di 2000 euro in carriera. Sono in 11 al via dopo il ritiro del numero 4. 1 Bodice Anoff, Edoardo Baldi, 2 Bacio di Luna, Antonio Di Nardo, 3 Borealest, Gianni Targhetta, 5 Berin dei Greppi, Patrizio Baldi, 6 Baila coi Lady, Vincenzo Piscoglio, in seconda fila 7 Brooklyn Breed, Antonio Greppi, 8 Bertè Jet, Ferdinando Pisacane, 9 Belena Jack, Maurizio Cheli, 10 Briscola Matley, Paolo Leoni, 11 Boom Boom Jet, Marco Stefani, 12 Bella Stella, Sandro Capenti. Buono lo schieramento. L'errore di Baila coi Lady, l'errore anche di Bacio di Luna, numero 2 Bacio di Luna squalificato, ma è un po' disturbato Gianni Targhetta, non riesce a scendere alla corda, alla fine ce la può fare visto l'errore anche di Boadice e Anoff. Noff squalificato, filtra bene dalla seconda linea Berteget che si sistema a seconda davanti a Brooklyn Bread, poi al quarto Belena Jack, poi vediamo via via gli altri, con all'esterno il 12 di Bella Stella che prova l'avanzata. Arriviamo al paletto dei 400 metri con Berteget che ha rilevato al comando Borealest ed è quindi la nuova battistrada, la figlia di Ken Walkerting, allieva di Paolo Romanelli, Nando Pisacane in sulchi, che ora conduce. In terza posizione sempre Blue King numero Bread, 6 Baila coi Lady squalificato, ripete l'errore Baila coi Lady, 49 appena abbondante per i primi 600 metri, ritmo blando, con Berteget che conduce davanti a Borealest, poi all'esterno Belena Jack affianca Brooklyn Bread, mentre avanza al largo anche Bella Stella, prova anche Boom Boom Jet, il giro va via in 1.4.6, 15,5 qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio la figlia di Ken Worketing davanti a Borealest. Belena Jack che si industria al largo, Blue King Bread lì alla corda, chilometro in 1.20,4. I primi 4 prendono vantaggio, ora ci prova delle retrovie Boom Boom Jet che prova l'avanzata con Marco Stefani, ma Bertè Jet accelerato, si trascina sempre Borealest, ancora tonica al largo, Belena Jack, poi Brooklyn Bread, numero 5 segue gli De altri, si è Greppi ripresa squalificato, anche Bella Stella, siamo a 300 metri dalla conclusione con in vantaggio sempre la femmina seguita da Borealest. Poi accenna la terza ruota Brooklyn Bread su Belena Jack, ultima curva passata in 15,5, retta d'arrivo in vantaggio Bertè Jet, poi Borealest, finisce forte anche Brooklyn Bread, ultimi 50 metri e Bertè Jet viene a vincere la sua prima corsa in carriera. Ottimo finale di Brooklyn Bread, l'allievo di Lucio Colletti con Antonio Greppi che coglie il secondo posto su una comunque valida Borealest. 1.18,4, buono comunque l'ultimo giro, 36 il quarto finale, 15,1 la retta d'arrivo. Suona la sirena, vedremo, non abbiamo visto bene quello che può essere successo. Rivediamo la retta d'arrivo. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il film della corsa. Questa è la corsa precedente, quindi niente, aspettiamo di vedere i provvedimenti, quindi aspettiamo il giudizio ufficiale della giuria.